computer. Vediamo se gli arriva. Ok. Muro di Fabiolino Remo. Ok, ci siamo, ci risiamo. Ci risiamo. Siamo 2-0 di set per la Jolly 5 Frondi, 1-1 il punteggio in questo momento. C'è caduta la linea con il secondo set che è terminato 25-15. Ok. 2-1 Jolly 5 Frondi. Tanto purtroppo con la caduta della linea abbiamo fatto perdere. Va cambiato il link sull'edicola. Sì. Ciccio, digli di aggiornare. Dobbiamo aggiornare il link. Yes. Due pari il punteggio, mentre noi ci assestiamo un attimo dopo una piccola interruzione. Ok, andiamo avanti con il pallonetto di Lagana, riconfermato nella formazione iniziale Verona per alzare i palloni del Paumar Volley Siracusa al posto non mi ricordo Bafumo, ecco. 3-2 per la Jolly 5 Verona, Frondi. Dionisio Pasquale, forte. spin forte, tiene Gulisano e recupera Siracusa. Pappalardo rimanda di là, ma con una netta invasione di piede. 4 per Però la c'era Jolly. stato anche il recupero di Lopetrone. Sì. Dicevo che nello scorso set è entrato Massimo Belcastro in battuta al posto di Pasquale Arena, Esordio. facendo così l'esordio in Serie B. Dionisio Pasquale al servizio, ancora spin, ancora buona Verona al centro dal nuovo entrato e poi Renzo finisce sulla rete il suo attacco. Germano è l'altro centrale, l'altra novità per questo set della Paumar Volley Siracusa. 4-3 il punteggio. Secondo set terminato 25-15, primo set terminato 32-30. Vedi quanto fa perdere un set dopo aver lottato tutto questo tempo. Mani out. Altro punto del Mani out. centralino. 5-3. Ah, centralino È un centralino telefonico. sì, perché risponde a tutto. Risponde a tutto. Qualsiasi ruolo gli fanno fare risponde a tutto, quindi è un centralino oggi. Io sto per cadere La dalla battuta sedia. buona di Fabio Remo. Rimanda di là Paumar Volley Siracusa. Ancora Fabio Remo per la Jolly, poi Mimmo Lagana per il 6-3. Con ora Fabio Remo al servizio. Oh, gliel'ha tolta. Verona toglie la palla a Pappalardo per il 7-3. Pappalardo si era disteso come già nell'azione precedente.
intercettando il pallonetto. Mani out. Caramagno al servizio. E risponde la Jolly con un altro mani out con Renzo. Gugliatti al servizio su Gulisano, primo tempo, ed è mani out il numero 12 Germano o Germano? Germano o Germano? Germano. Germano. Lo stesso Germano ora al servizio. Pallonetto di Lagona che supera il muro, non c'era la copertura posteriore e si va sul 9-5. Nei due pallonetti precedenti c'è sempre stato Pappalardo. Emanuele Renzo al servizio, corta, si distende Gulisano. Di nuovo pallonetto, questa volta tenta Gulisano, era troppo lontano per intervenire su questa palla e time out della Paumar Volley. Continua un po' l'andazzo del primo set, del secondo set, pardon, con la Jolly a più 5. Emanuele Renzo per la Jolly 5 Fronti, riceve il numero 6 Caramagno, poi Rubino, Moser, block della Jolly 5 Fronti, 11-5. Tato, sai chi è quel ragazzo con i capelli lunghi? Sai chi... Marco il piccolino. Ancora Renzo quindi per la Jolly, riceve Gulisano, Verona, va da Rubino, ancora Jolly con l'ottimo recupero di Pugliatti, poi l'alzata buona di Lopetrone e la schiacciata per chiudere di Dionisio Di Pasquale. 12 per la Jolly 5 Fronti, 5 per Paumar Volley Siracusa. Ancora Renzo al servizio, Verona alza ancora da Rubino, insiste su quel lato Paumar Volley Siracusa, sempre Rubino, stavolta però mandato in controtempo il muro della Jolly 5 Fronti, pallone che casca e Paumar Volley Siracusa che ottiene il sesto punto. Pallonetto di precisione proprio sulla riga. Tanto Verona al servizio.
Massimiliano Lopetrone riceve per la Jolly, sistema il pallone Marco Pugliatti, c'è stata l'invasione aerea. 13-6. Sì, ha dato fastidio all'azione di Marco Pugliatti. Cambiamo cam ogni tanto, andiamo sulla cam tattica. Pasquale Arena in fondo, lo vedete al servizio. Tesa questa battuta di Pasquale Arena, primo tempo che si insacca. Quindi settimo punto per la Paumar Volley Siracusa. Rubino in battuta. È out. Completamente out questo servizio. 14 per la Jolly, 7 per Paumar Volley Siracusa, che dopo aver perso il primo set 32-30 si è un po' persa. Stava giocando bene la squadra siciliana. Adesso molti errori. Forte la spin di Lagana, rimane a terra Gulisano, non si fa pregare il giocatore del Jolly che schiaccia forte. 15 per la Jolly, 7 per Siracusa. È stato Dionisio Di Pasquale a schiacciare questo pallone. La Canal servizio è in 16, ace per la Jolly. Vediamo un attimo il replay perché ci sono state delle proteste. Non l'ho vista. Rimandiamo. Sta iniziando intanto. Sì, forse era un out. Ancora forte Lagana, recupera però Siracusa con Rubino che rimanda di là. Renzo, Pugliatti, pallonetto di Fabio Remo. 17-7. Time out chiesto da mister Peluso. Sembra un po', questo set sembra un po', si gioca solo da una parte. Secondo time out per mister Peluso. Sempre Mimmo Lagana al servizio con la sua spin, questa volta si aiuta dal nastro. Schiacciata di Maggiore che poi finisce sul braccio sinistro di Marco Pugliatti, pallone che schizza via. 17-8. Meglio dire, il braccio di Marco Pugliatti ha cercato di intercettare la palla. Maggiore al servizio. Autore dell'ultimo punto, Dionisio Di Pasquale sbuccia. Nono punto per i siracusani. 17-9. Certo che stanno giocando con un capitano e un maggiore. In campo c'è un capitano e un maggiore. Chi è il capitano? Capitano c'è essere per forza in campo. No? Sì. No, ora pensavo di cognome. 18-9 il punteggio con questo errore a servizio di Maggiore. Stavo pensando davvero ci fosse qualcuno che si chiama capitano no. di cognome. In campo Michele Zerbonia ed esordio per Marco Cappello che entra in battuta al posto di Dionisio Di Pasquale. Baby Jolly in campo con classe 2003 Michele Zerbonia libero e Marco Cappello classe 2006 forse, non mi ricordo. Comunque pallone in, buona la schiacciata del Siracusa. 18-10.
Si chiude il cambio, esce Marco Cappello e rientra Dionisio Di Pasquale, che ha battuto bene Marco. Tanto Pappalardo si prepara, tutto pronto, si ricomincia. Sullo Petrone. Primo tempo ormai ci ha preso gusto Remo. Te l'ho detto io. Deve fare solo l'abitudine di essere lì, ma poi appena ci si abitua ci prende gusto. 19-10. Seguiamola dall'altra cam. Riceve Gulisano, chiamato in causa il numero 6 del la seconda Siracusa. cam prima dell'inizio del gioco. Sì, è partita giusta. Partita giusta? Sì. 19-11 il punteggio. Caramagno al servizio. Autore dell'ultimo punto. È out, Jolly non c'è che tocco. da Emanuele Renzo. Con il pallone out ottiene il 12° punto Paumar Volley Siracusa. Riceve Dionisio Di Pasquale. Marco Pugliatti alza il pallone per Domenico Laganà. Lungo linea vincente. Non può nulla qui Gulisano. Si porta a 20 la Jolly. Cambio. Torna in campo Michele Zerbonia. Cambio al servizio, l'abbiamo visto nel primo set. Esce Marco Pugliatti ed entra Domenico Laurendi. Marco che sta avendo qualche problemino in battuta oggi. Non trova le linee giuste. Molto teso il servizio di Laurendi. Il pallonetto, si tuffa Michele Zerbonia ma non ci arriva. 20-13. Doppio libero per la Jolly, entra Lo Petrone per la ricezione. Zerbonia è il libero di difesa. Indicazioni di mister Arlotta in panchina, lo vedete? Pronto Germano al servizio. Dionisio Di Pasquale riceve, Laurendi è rimasto in campo, ha alzato per Emanuele Renzo che ha ottenuto il money out. 21-13. Cambio al servizio, è uscito Emanuele Renzo, è entrato Federico Filianoti. Pallone basso, si ferma sulla rete. 21-14. Rimane in campo Filianoti. A riposo Pugliatti e Renzo. Verona ha battuto su Filianoti. Domenico Laurendi alza, viene murato. Chi è che ha schiacciato? Laganà? Laganà. 21-15. Ovviamente adesso ha abbassato un po' l'asticella la Jolly 5 Frondi. Ne può approfittare Paumar Volley Siracusa al servizio con Verona. Riceve Federico Filianoti, chiamato in causa Domenico Laganà, che trova vede? lo spiraglio giusto. E piazza questa palla nella diagonale stretta. D'esperienza, d'astuzia, ottiene questo punto. 22-15. Doppio cambio Jolly. No, solo uno. È uscito Arena al servizio. Entra Massimo Belcastro, ex calciatore tra l'altro. Adesso da un paio di anni nelle giovanili della Jolly 5 Frondi segue la passione della sua famiglia. Verona, un ottimo primo tempo di Belcamsa. 22-16.
Si è chiuso il cambio. Rientra Arena, esce Belcastro. E poi Arena che lascia spazio a libero Max Lopetrone. La battuta di Rubino, Laurendi va da Dionisio Di Pasquale, Verona tiene in gioco, Gulisano alza per la pipe di Rubino che si insacca, 22-17. Rubino al servizio. Riceve Dionisio Di Pasquale, Laurendi va al centro da Arena, no, era Remo. Pallone murato, 22-18, Jolly bloccata in questa fase. 22-15, 16, 17, 18. Quattro punti consecutivi. Chiama formazione Capitan Dionisio Di Pasquale. Interrompe un po' il gioco del Paumar Volley Siracusa, che non ha sfigurato settimana scorsa, anzi ha vinto un set contro la Raffaele Lamezia. Rubino ancora al servizio. Pallone però out. Pezza così la serie positiva del Paumar Volley Siracusa, 23esimo punto della Jolly 5 Frondi. Domenico Laganà al servizio per la Jolly. Spin, si aiuta con il nastro. Ottimo tuffo di Gulisano. Verona. Tocca il muro avversario. Buona la copertura di Federico Figlianoti. L'alzata verso Domenico Laganà. E lungolinea che era in. Chiama out l'arbitro. Vediamo il replay, ma è difficile vederlo da qui. Ah sì, sembra out. 23-19. Bel Kamsa al servizio. Dionisio Di Pasquale. Laurendi per il capitano Dionisio Di Pasquale. Schiaccia forte, mani out. No, senza mani, palla out. 23-20. Si fa sotto Paumar Volley Siracusa. In cerca di continuità la Jolly 5 Frondi. Chiama infatti time out mister Franco Giglietta. Laurendi in campo, Federico Figlianoti in campo. Sono gli unici due cambi della Jolly, che adesso sta avendo un po' di difficoltà nella costruzione del gioco. No, quando scoppio ritardato. La Jolly per il match point. Domenico Laganà chiude questa partita 25-21 il terzo set. Quindi ricapitolando, 32-30 il primo, 25-15 il secondo, 25-21 il terzo set al Palabonini di 5 Frondi. Vediamo subito gli appuntamenti della prossima giornata di campionato. La Datterino Volley Letojanni che ospiterà la LCT Warriors Via Grande. Bella partita, si prospetta una bella partita. La Re Borbonesa per Palermo contro la Raffaele Lamezia. Si prospetta un'altra bella partita, perché qui la classifica accorcia, invece di allungarsi si sta accorciando sempre di più. La Costa Dolce Papiro ospiterà a Catania la D per Jolly 5 Frondi. Andiamo avanti.
con la Tonno Callivo Calabria e la Sicily Fratelli Anastasi che riposeranno. La Palmera Volley Siracusa affronterà la Gem Service Aquila Catania. Vediamo un attimo la classifica, perché sono 3 squadre in 3 punti. La Re Borbone e Saber Palermo dietro di 6 punti. Quindi la lotta per i primi 2 posti si fa sempre più viva e ci sono i 2 scontri diretti settimana prossima. Più serrata. Dove saremo noi? Bello, bello. A Catania. Ma va. Torniamo un attimo al palazzetto. Da Renato e Gabriele è tutto. Noi mandiamo l'appuntamento la settimana prossima. Arrivederci. Arrivederci a tutti. Arrivederci. Saluti in quel di Torino e in quel di Milano.